Torniamo con la seconda intervista. Questa mattina abbiamo ospitato il dottor Razzini di Veritas, adesso ospitiamo la dottoressa Marzia Polles dell'Ufficio Statistica della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo per parlare dei dati del settore della nautica. Oggi è la giornata dei dati, Astonautica Venezia nel pomeriggio presenterà appunto il 12° report del mare sull'economia veneziana e oggi parliamo proprio della cantieristica di Venezia e di Rovigo nell'anno 2023. Dottoressa Polles, che cosa possiamo dire da questi primi dati che abbiamo già lanciato anche nei giorni scorsi? Sì, per quanto riguarda la cantieristica, bisogna fare una premessa perché la filiera della nautica è molto ampia rispetto a tutti i fornitori di diversi pezzi all'interno delle barche. Quello che noi siamo andati ad analizzare sono proprio le imprese che si occupano proprio di costruzione di navi e imbarcazioni e di fabbricazione di strumenti di navigazione. Quindi abbiamo ristretto a tutto ciò che è sicuramente collegato alla produzione di navi. E a livello di Venezia e Rovigo abbiamo 252 localizzazioni con quasi 2500 addetti. L'incidenza rispetto al dato italiano è che sono il 3,7% delle imprese attive nel settore in Italia e il 4,1% degli addetti a livello nazionale. Rispetto al totale dell'economia, questa incidenza è molto più alta in quanto per il totale delle imprese l'incidenza sul livello italiano è l'1,8% del totale delle imprese. Fra queste imprese il 38% sono artigiane, anche in questo caso l'incidenza dell'artigianalità è più alta. Il settore più rappresentato dal punto di vista sia delle imprese che degli addetti coinvolti è quello della costruzione di navi e strutture galleggianti. Però se andiamo a dare un'occhiata rispetto all'andamento storico, abbiamo che mentre le imprese sia nel confronto rispetto al periodo pre-Covid che rispetto a 10 anni fa sono in diminuzione, gli addetti sono in aumento. In particolare gli addetti sono in aumento per Rovigo su un settore che è quello invece minoritario rispetto all'impresa, che è quello della fabbricazione di strumenti di misurazione e prova per la navigazione. Quindi questo è un po' il settore che sta avendo un impulso più forte rispetto agli addetti. Ok, rispetto agli addetti, quindi a Rovigo siamo in crescita Sì, e per quanto riguarda rispetto a 10 anni fa, ovviamente c'è stato chiaramente una battuta d'arresto rispetto al periodo pre-Covid, ma rispetto a 10 anni fa c'è comunque una crescita notevole. ecco, per quanto riguarda la forma giuridica di queste imprese di filiera nautica nelle due province che segue la Camera di Commercio, quali sono i dati e che cosa possiamo dedurre da questi dati? Allora sì, nella città metropolitana di Venezia il 55% di queste imprese è sotto forma di società di capitale e il 25,4% di imprese individuali. E per Rovigo l'incidenza delle società di capitali è più alta e arriva al 67,4%. Poi come abbastanza semplice intuire, poi le società di capitali sono quelle che assorbono la maggior parte degli addetti. Per Venezia assorbono il 91% e per Rovigo il 90%, quindi sono quelle che hanno una maggiore dimensione d'azienda. Ecco. Sì, quindi si parla principalmente di grandi aziende, di grandi Sì, cantieri. ci sono alcuni grandi cantieri
che esportano anche fortemente. Per quanto riguarda la localizzazione di queste imprese, la maggior parte, i numeri più grossi sono a Venezia, il 48,4% delle imprese del settore sono localizzate a Venezia, poi c'è Chioggia, Portoviro e Rovigo. Quindi parliamo dei grandi centri che si dedicano al settore nautico: Venezia, Chioggia, Portoviro, Rovigo sono, diciamo, le sedi dei porti e degli E degli interporti. interporti, certamente. Sì, da dove vengono poi prodotte anche navi importanti oltre che piccole imbarcazioni, principalmente su Venezia, anche navi importanti di grandi dimensioni per Per quanto l'esportazione. riguarda l'export della filiera nautica a Venezia e Rovigo, che cosa possiamo dire? Quali sono i segnali che arrivano dai dati? Allora, rispetto alla cantieristica, quindi alle navi ed imbarcazioni, le esportazioni sono sempre molto condizionate dalle commesse, che essendo spesso delle grosse commesse vanno ad avere dei flussi molto ondeggianti negli anni, tanto che nel 2022 c'era stato un exploit per Venezia con 134 miliardi di euro e invece nel 2023 c'è stata una riduzione dell'esportazione e delle esportazioni, mentre un settore che per Venezia è in continua crescita negli ultimi anni è quello degli strumenti e apparecchi di misurazione e prova in navigazione, che nel 2023 rappresentava la 22esima voce merceologica sull'export della provincia e registrano appunto dei valori in costante crescita. Quali sono i paesi verso i quali si esporta di più, sia per quanto riguarda gli apparecchi di misurazione e navigazione, sia per le navi e le imbarcazioni? Allora, per quanto riguarda le navi e le imbarcazioni, nel 2023 i paesi che hanno acquistato di più dalla provincia di Venezia sono le isole Vergini Britanniche. Per quanto riguarda invece gli apparecchi di misurazione e navigazione, sono i Paesi Bassi e il Regno Unito, seguiti poi da Francia, Stati Uniti e Germania. Ecco, ci potrebbe essere qualcosa, parlavamo prima delle commesse, quindi può essere che ci sia stata qualche grossa commessa in arrivo dalle isole Vergini Britanniche che ha condizionato le esportazioni Sì, verso il Regno Unito. sì, certamente. In questo caso non grossissime commesse, ma l'anno precedente c'erano state le commesse più grosse. E per quanto riguarda Rovigo, che dati abbiamo nel 2023? Beh, anche per quanto riguarda Rovigo, come dicevamo, l'andamento delle esportazioni delle navi e imbarcazioni ha un andamento molto fluttuante e che si è abbassato di molto nel 2023 rispetto all'anno precedente. Mentre per quanto riguarda gli strumenti e apparecchi di misurazione, si tratta della 34esima voce merceologica e queste esportazioni sono state quest'anno, nel 2023, in lieve diminuzione rispetto al 2022, ma hanno avuto un forte aumento nei mercati verso la Svizzera e invece un mantenimento verso le esportazioni verso la Grecia. Per quanto riguarda invece le esportazioni di navi e imbarcazioni,
la grande commessa che aveva influenzato gli anni passati era stata verso Malta. Ecco, nel report sono stati inseriti anche dei dati di bilancio, così possiamo renderci conto della situazione, di come stanno le imprese, ma anche della loro produttività. Che cosa possiamo leggere da questi dati che ci tengo a sottolineare sono dei dati parziali nel settore in quanto si riferiscono alle imprese che depositano i bilanci presso la Camera di Commercio e sono state 62 nel 61 nel 2022. Che, ecco. Sì, sì, per queste 61 imprese dei settori che avevamo individuato come settori di analisi, possiamo vedere come i ricavi nel 2022 sono stati superiori ai 297 miliardi di euro. In particolare il valore della produzione poi è stato di 214 miliardi di euro e il valore aggiunto dei 46 miliardi di euro. Si tratta, per quanto riguarda il valore della produzione della filiera nautica, dell'1,3% del valore della produzione italiano. In particolare il settore che ha un'incidenza più alta a livello nazionale è quello dei cantieri navali. E rispetto all'andamento negli anni passati c'è stata una battuta d'arresto nel 2020, ma nel 2022 sono stati recuperati i valori del 2019. Quindi, sia per quanto riguarda il valore della produzione che per quanto riguarda il valore aggiunto. I ricavi invece hanno andamenti più collegati alle commesse e quindi hanno degli andamenti più altalenanti, meno costanti. Se dovessimo un attimo allontanarci dal dettaglio del dato, quali sono le osservazioni che si sente di fare, diciamo, sull'andamento generale del settore nautico a Venezia e Rovigo? Che cosa individuamo come macrofiloni, diciamo, per dare una lettura più larga? Un altro dato rispetto ai dati di bilancio è il fatto che le imprese con utili sono il 67% delle imprese, il che non è un buon dato. Le imprese è un settore, quello della nautica, che sicuramente ha subito nei nostri territori delle battute d'arresto e delle problematiche, ma che continua ad essere importante rispetto al mercato italiano e che quindi su cui è importante avere un occhio di riguardo. Una cosa interessante è quella di riuscire poi a tracciare un settore della nautica più specifico, la filiera totale, quindi cercando di individuare quali sono poi le imprese che all'interno di questa filiera forniscono la varia componentistica solamente per l'aeronautica. Questa è una cosa che a livello di dati statistici è abbastanza complicata, ma che sarebbe un'ottima sfida per riuscire a verificare quali sono effettivamente i dati di questo settore che è un po' sfuggenti. Ecco. Grazie mille per il contributo, dottoressa Polles, e ricordiamo che oggi pomeriggio ci sarà un ultimo appuntamento per la giornata. Intervisteremo il presidente di Astonautica Italiana Giovanni Acampora assieme ad Alessandro Testa di Ossermare.